Buonasera amici del canale, viste le grandi richieste riguardo al lavoro e alle questioni di natura economica che ricevo quando faccio le mie stese gratuite sul canale, ho deciso di insegnarvi un piccolo rituale che non richiede ingredienti, a parte un foglio di carta, possibilmente una carta un po' più pregiata, non la carta da stampante, ma andrà benissimo anche un foglio di carta purché sia nuovo e anche bianco, andrà bene, e un pennarello verde. Questo vi permetterà di attrarre il lavoro più giusto per voi. È un rituale che richiede un ingrediente principale e quell'ingrediente siete voi, la vostra forza psichica. Dunque vi spiego bene cosa dovete fare. Dovete scrivere nel vostro foglio la vostra firma. Io in questo caso ho scritto Ilde, se vi chiamate Giovanna scriverete Giovanna, se vi chiamate Marco scriverete Marco e così via. In base al vostro nome, ovviamente, creerete il vostro incanto, scrivendo il vostro nome e tutto intorno dovrete scrivere il vostro desiderio, vale a dire qual è il tipo di lavoro che volete fare, ma non dovete scrivere io voglio fare la giornalista, io voglio fare il medico, dovete scrivere io sono un medico affermato, oppure io scrivo per la rivista tal dei tali. Cioè cercate di dettagliare il vostro desiderio e di visualizzarlo al meglio. Dunque deve essere scritto con un intento affermativo e con l'uso del indicativo presente. Mi raccomando, deve essere scritto al presente, né al condizionale, né usate il presente, perché così comunicate un intento chiaro al vostro subconscio. Ma non è finito ovviamente il rituale, è un rituale molto semplice, ma richiede, come ho detto, il vostro ingrediente principale, cioè la vostra energia, quello che renderà il vostro rituale unico. Dunque, fissando la vostra firma, dovrete visualizzare voi nell'attività, nel lavoro, oppure se volete superare un determinato colloquio, scriverete l'intento io supero brillantemente il colloquio, bla bla bla. Cioè cercate di circostanziare bene il vostro desiderio, ricordandovi che questa procedura potrete ripeterla per altri desideri lavorativi quando vorrete, dunque l'importante è in questo momento visualizzare e focalizzare molto fermamente la vostra attenzione sulle immagini, sulle sensazioni, sulla percezione che avete immaginandovi nel vostro lavoro, nel lavoro dei vostri sogni. Come vi sentite? Qual è la sensazione quando ricevete i primi guadagni? Qual è il vostro rapporto con gli eventuali colleghi di lavoro? Come vi vedete nella vostra attività lavorativa? Perdete dai 5 minimo, proprio 5 proprio minimerrimo, il top è un quarto d'ora, 15 minuti del vostro tempo per dare energia a questo incanto. Dunque immaginatevi nella vostra attività, immaginatevi nel lavoro e questo rituale diventerà ancora più forte se lo ripeterete quotidianamente, dunque per un periodo di tempo di almeno una settimana, ogni giorno dedicate 15 minuti a visualizzare la vostra intenzione e mi raccomando, ripetetelo, scusate, anche nei giorni successivi, sempre visualizzando la stessa cosa, cioè non cambiate immagini, non cambiate input che date, cercate di mantenere la stessa impronta affinché questa si rafforzi non solo in astrale, dove noi proiettiamo i nostri pensieri e le nostre forme pensiero,
ma anche internamente dentro di noi nel nostro subconscio. Dunque dobbiamo imprimere fortemente questo intento e rafforzarlo con la ripetizione quotidiana. Ok, bene. Detto questo, tutto quello che dovete fare è semplicemente questo qui. Ovviamente poi, fatto questo per una settimana, non dovrete più tornare sull'argomento, proprio per non cambiare l'impronta che abbiamo scelto al nostro intento. Se vorrete, potrete alla fine della settimana bruciare su una candela questo intento per consegnarlo sui piani dei regni sottili, nei livelli sottili. Bene, amici, io vi auguro di ottenere il vostro risultato e di realizzare il vostro intento il più presto che sia possibile, affinché possiate appunto realizzare i vostri sogni e anche altri progetti che con i guadagni che avrete dal vostro lavoro potrete appunto permettervi di realizzare. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al mio canale YouTube. Vi dico soltanto che questo rituale non richiede lunazioni, non richiede ingredienti di qualsiasi tipo, non importa queste cose, quello che importa è il potere della vostra mente e la vostra focalizzazione sull'intento. Perciò non vi preoccupate di nulla, fate soltanto quello che dovete fare, perché potreste anche fare un rituale super complicato, pieno di ingredienti, passaggi, orazioni e cose varie, e poi se non ci mettete quel quid, anche il più potente dei rituali può non riuscire. Dunque fate questo, è molto semplice e dipenderà da voi. A presto dalla vostra Hildegarda.